Gianni Repetto, Carlo Fortino, Doc e non solo tonno. Assolutamente, no, certo, Carloforte è la capitale del tonno rosso, questo tonno prelibatissimo in tutte le salse, cotto in tutte le salse, viene pescato nell'ultima tonnara fissa del Mediterraneo, appunto lungo le coste settentrionali dell'isola di San Pietro. Durante il periodo maggio-giugno è il periodo di pesca e quindi invito tutti a venire a Carloforte per degustare questo prelibatissimo pesce che ha le carni rosse, le più prelibate, tant'è che i giapponesi lo importano e lo consumano crudo, che è una bontà assoluta. Quindi se venite, intanto non potete venire solo per il tonno, ma soprattutto voi genovesi o voi liguri dovete venire perché venite in terra sarda, ma in un pezzo di terra sarda che parla il ligure. Noi parliamo giornalmente, quotidianamente, in banca, a scuola, per le strade, il genovese antico del Ponente. Quindi verrete in un pezzo di Liguria che insomma sembra che abbia messo l'elica e si sia ormeggiato nelle coste sarde. Grazie, ripeto, per questo invito e non mancheremo a Carloforte. Assolutamente. Tre saluti abbiamo qui in sala già dei sardi, io dico così, dei nostri amici carlofortini. Repetto, non si può fare non si può non essere una voce, no? Buonasera a tutti, ho fatto un bel viaggetto per venire qua, ma sono finalmente a casa mia, perché questa è la nostra vera casa. Siamo partiti da qua e veniamo spesso e volentieri e siamo molto felici di farlo e come ho detto prima ci sentiamo veramente a casa. Conosco tanta gente, quindi è una grande famiglia che ogni tanto si riunisce, si incontra ed è una felicità estrema. Il popolo tavarchino di Carloforte è cultore della propria storia e quindi ci tiene tantissimo, tanto è vero che siamo andati di nostra iniziativa sia a Tabarca che a Nueva Tabarca, quindi siamo andati già 2 volte a Nueva Tabarca per incontrare i nostri amici spagnoli, tabarchini spagnoli. Tutti gli anni veniamo a Peli in occasione della Madonnina dello Schiavo che festeggiamo nella chiesa dell'Immacolata e quando cambiano le amministrazioni facciamo nuove conoscenze dei nuovi amministratori, ma rimangono anche le conoscenze dei vecchi amministratori, quindi man mano passa il tempo le amicizie si moltiplicano sempre di più. Domani farò il mio intervento, sarà un intervento, come dire, credo che dia un contributo notevole a questa manifestazione che auspico possa andare avanti. Credo che il sindaco, così conoscendo Bucci, abbia, come dire, apprezzato già l'invito fatto sia da Enrico Lovellini che anche dallo skipper e questo veramente mi auguro che possa avvenire, anche perché noi, può essere testimone lo stesso Lovellini e anche gli equipaggi, quando arrivano a Carloforte per noi è una grande festa. Pensate che quando attraccano le navi in banchina noi li accogliamo con l'inno d'Italia, quindi più fratellanza di questa credo non possa esistere. Io mi fermo qua, domani va l'uscire un po' dessus, come dicono gli altri, però lo farò con grande piacere e quindi vi abbraccio tutti molto fraternamente. Grazie.
Una finestra Su Monaco.